Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Non era solo il motto del totalitarismo distopico immaginato da George Orwell nel 1984, sembra anche essere il motto a cui si ispira Emmanuel Macron, il Presidente della Repubblica, e il governo francese. Perché a quanto pare non si può dire in Francia che Quentin Deranque, il 23enne pestato a morte da un gruppo di squadristi antagonisti di estrema sinistra, sia stato ucciso da un gruppo di squadristi antagonisti di estrema sinistra. Cioè la realtà è rimossa nella Francia macroniana. Perché diciamo questo? Perché sta imperversando un caso diplomatico con gli Stati Uniti, per cui all'indomani della tragica morte di Deranque, l'ufficio antiterrorismo del Dipartimento di Stato americano aveva emesso un comunicato addirittura banale, tautologico. Cioè aveva scritto: preoccupa tutti il fatto che un giovane sia stato ucciso da militanti di estrema sinistra in Francia. Il radicalismo violento di sinistra è in crescita in tutto l'Occidente e invitava a tenere alta la guardia. Un commento quasi di programmatica e di vicinanza all'alleato presunto tale francese. E invece questa cosa è stata presa malissimo dal governo francese, tanto che il ministro degli esteri, il centrista poi così dicono le cronache, ma ormai sono indistinguibili da tutto quello che sta a gauche, comunque Barrot ha convocato l'ambasciatore americano Charles Kushner. Lo ha convocato perché il Dipartimento di Stato ha detto che Quentin è stato ucciso da estremisti di sinistra. Cioè ha registrato la realtà, non ha espresso un'opinione che può essere giudicata nella diplomazia urticante, inopportuna. Ha detto che l'acqua bolle a 100 gradi, un'ovvietà. Non si può dire a quanto pare, al punto che è stato convocato l'ambasciatore americano, il quale ha risposto con una pernacchia, cioè, non si è presentato e quindi questo eroico Barrot, che vive il suo quarto d'ora di celebrità sul palcoscenico della storia, ha emesso un ordine per cui ha impedito l'accesso all'ambasciatore Kushner, che peraltro è il consuocero di Trump, gli ha impedito l'accesso ai ministri del governo, potrà parlare solo coi funzionari d'ora in poi. E noi lo vediamo Kushner disperato perché non può parlare coi ministrelli del 127° governicchio allestito in laboratorio da Macron alla Casa Bianca. Poi saranno veramente in lutto allo sbando, non sapranno che pesci pigliare. A parte le battute, ma perché ormai quello che avviene nella Francia macroniana è affrontabile solo col registro dell'ironia, se no non ne esci. Il fatto in sé però è parecchio inquietante. Ricordiamo ancora che Quentin è stato ucciso da un gruppo che si chiama la Jeune Garde, che espressamente dichiara e rivendica di appartenere all'estremismo di sinistra, che ha nei suoi simboli la falce e il martello, che si dichiara antifa. Quindi loro si dichiarano militanti di un gruppo di estrema sinistra, loro hanno ucciso un ragazzo per le sue idee, come è avvenuto con Charlie Kirk. Questa dovrebbe essere l'emergenza per tutte le coscienze democratiche. Per Macron, per il ministro degli esteri centrista, tra virgolette, per chi oggi comanda in Francia, invece il problema sono i diplomatici e il governo americano che non chiude gli occhi e registra la realtà, registra l'emergenza dell'unico squadrismo che esiste oggi, lo squadrismo rosso. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio